piacere di segnalarvi un'iniziativa molto molto interessante e qui con me a parlarcene c'è il suo portavoce Gianluigi Qui. Buongiorno Gianluigi. Buongiorno, buongiorno Michela e buongiorno a tutti. Allora, prima di entrare nel vivo dell'iniziativa, vorrei sapere tu di che cosa ti occupi principalmente. Ma io principalmente nella vita mi occupo di life coaching, quindi accompagno le persone nel loro percorso di evoluzione personale, soprattutto in temi di cambiamento, grandi o piccoli che siano, ricerca di identità, insomma, o anche quando si è di fronte a situazioni in cui c'è la necessità di muoversi da situazioni un pochino di stallo, ecco, che non si sa bene che strada prendere. E poi nel periodo che va tra l'inizio della primavera, quindi il 21 marzo e il 30 ottobre, insieme anche alla mia compagna ci occupiamo di organizzare eventi, esperienze di connessione con la natura. Ecco, quindi lo facciamo utilizzando alla base la pratica giapponese dello Shinrin-yoku, quindi del forest bathing, al quale poi uniamo ovviamente elementi di tante altre discipline, tra cui la danza sensibile di Claude Coldy, il forest coaching, quindi un particolare tipo di approccio al coaching che usa la natura come fonte di ispirazione, come mentore. La pratica di lavoro organico di Maya Cornacchia, elementi di mindfulness, quindi di presenza consapevole, ecco. E poi ovviamente immancabilmente anche per il tema che parliamo oggi c'è questa passione per la coltivazione e la raccolta delle nocciole misto chiavari ovviamente, rigorosamente. Quindi, insomma, il contatto con la natura come fondamento della vita. Infatti, il 19 ottobre 2020 è nata la nuova comunità Slow Food per la valorizzazione della nocciola misto chiavari delle valli del Tiguglio. E questa è un'iniziativa degli abitanti dei comuni delle valli del Tiguglio per proprio valorizzare la nocciola tipica di quel territorio come sinonimo di cultura, tradizione, qualità, gusto, biodiversità. Vorrei che ce ne parlassi. Ma sì, è sicuramente un'iniziativa che parte da molto lontano, perché vabbè, stiamo parlando di una coltivazione, quella della nocciola misto chiavari, che affonda le sue origini intorno al 1400-1500, quindi è da quel periodo che la nocciola qua ha preso piede. E l'ha fatto raggiungendo anche degli apici molto importanti nel tempo, anche proprio come sostentamento economico, ecco. E poi via via per una serie di motivi, per l'industrializzazione anche nel campo agroalimentare, ovviamente, essendo che il territorio della Liguria non è tipicamente il più adatto per modelli di agricoltura intensiva, e comunque industriale, diciamo che la nocciola misto chiavari è stata un pochino abbandonata a se stessa. Per questo motivo, ma anche proprio per lo spopolamento dell'entroterra ligure, che non riguarda solo ovviamente la Liguria, ma tanti anche altri posti. Di questo sicuramente i noccioletti ne hanno fatto le spese, considerate che nella Valle Sturla e nella Valle Fontana Buona, nella Val Gravreglia, stiamo parlando più o meno a catasto ci sono 362 ettari di noccioleti e oggi attivi, quando ce ne sono 6 o 7, stiamo già facendo una quantificazione molto positiva, ecco, quindi già ci possiamo rendere conto del grande potenziale che stiamo perdendo, ecco. Che cosa è successo poi? È successo che grazie all'azione, all'intraprendenza di alcune figure che ci sono sul territorio, un po' di anni fa, è stato, diciamo, riportato un pochino in auge questo discorso della nocciola misto chiavari, che è un'iniziativa che ha sfociato con la creazione di questo marchio da parte della Camera di Commercio, che ha scritto un protocollo, il marchio proprio misto chiavari, e su questo mi sento di dover poter ringraziare alcuni attori fondamentali come Mario Dodici della Cooperativa Rurale Agricola di Borgonovo, come il direttore del Parco dell'Aveto, il sindaco di Mezzanego Danilo Repetto, e anche attori importanti privati che con la loro attività hanno investito sin da subito in questa iniziativa, come Piero Barbieri e Andrea Parodi, ecco, ma anche lo stesso Sergio Circella ehm, della trattoria La Brinca, ecco. Quindi questo è un po' l'inizio di questa storia.
Come tante volte succede, sono state fatte tante cose da un punto di vista, diciamo così, burocratico, di iniziative, sono stati coinvolti anche il comune di Chiavari e ovviamente il comune di San Colombano, di Ne, però fino a un paio di anni fa, un anno e mezzo fa, diciamo che erano stati creati tanti pezzi del mosaico, ma poi erano stati lasciati lì, ecco, non c'era dietro un'iniziativa piena, concreta, che potesse produrre un effetto concreto sul territorio. E qui arriviamo quindi alla fondazione di questa comunità su cui lavoriamo da più o meno un anno, dopo che appunto il direttore del parco, dell'Aveto, Paolo Cresta, e il sindaco di Mezzanego, Danilo Repetto, mi hanno invitato, me Foresto, perché io mi sono trasferito qua da circa 3 anni, prima abitavo a Genova, mi hanno invitato a prendere un pochino carico di questa cosa, di riuscire a aggregare, a mettere insieme un pochino tutti i pezzi e rifondare appunto una comunità slow food della Nocciola Misto Chiavari delle Valli del Tigullio. E da qui inizia un po' la nostra storia recente. È un'iniziativa veramente bellissima. Mi piacerebbe anche farla conoscere in maniera totale. Infatti è per questo che ti vorrei chiedere di commentare con noi punto per punto gli obiettivi che sono contenuti nello statuto. Ok? Molto volentieri, molto volentieri. Allora, il primo punto dice condividere idee, valori, esperienze e informazioni. Allora, partiamo dal presupposto che forse anche un pochino per deformazione personale, per me nella costruzione di un gruppo di lavoro è importante fissare delle basi solide, perché la comunità è formata da soggetti assolutamente privati, quindi persone fisiche, e quindi quello che abbiamo cercato di fare è trovare dei valori comuni sul quale fondare la nostra azione. Questi valori comuni sono la condivisione, la trasparenza, l'ambiente, la cultura e la formazione, la passione e lo sviluppo sostenibile. E quindi questi sono i valori che con questa azione noi intendiamo promuovere, insieme anche a valori che appartengono da sempre a questo territorio e anche alla sua tradizione. Come ti dicevo, stiamo parlando di una coltivazione che è veramente molto antica. E quindi in qualche modo, se noi identifichiamo anche da un punto di vista culturale ciò che oggi siamo con quello che siamo stati, ecco, riuscire a preservare una coltivazione che ha avuto un impatto così importante anche a livello proprio, come vi dicevo prima, di sostentamento è per noi motivo di grande interesse. Ecco, quindi su questo primo obiettivo potrei dirti questo, e l'idea è di condividere tutte queste cose con più persone possibili. A questo scopo stiamo anche istituendo una serie di iniziative. Per esempio abbiamo aperto da pochissimo la pagina social su Facebook, che nel giro di 10 giorni ha già raccolto 800 follower, e abbiamo istituito anche un punto di ascolto che sarà diciamo attivo ogni sabato, ogni primo sabato del mese, dalle ore 10 alle ore 12 presso la sala consigliare del comune di Mezzanego. Ecco, e questo è un modo per cercare di essere presenti, di esistere veramente per chi volesse chiedere delle informazioni. Ovviamente noi non siamo dei tuttologi da questo punto di vista, le persone che si sono rese disponibili a tenere attivo questo punto di ascolto sono tutti ovviamente volontari, Infatti. e quindi l'idea è quella di, se non siamo in grado di rispondere direttamente alle domande che ci verranno fatte, è comunque quella di raccogliere queste domande e comunque di lavorarci e fornire risposta anche nei giorni successivi. Ma vedrai che sarà un'iniziativa che si porterà dietro tanta fortuna, perché già ascoltandoti credo proprio che la curiosità sta aumentando in me, quindi sono sicura che aumenterà anche negli altri. Secondo punto, preservare e salvaguardare la biodiversità della nocciola delle valli del Tiguglio. Questo. Allora,
Questo è un punto importante ed è stato un punto importante anche per Slow Food, perché la biodiversità per loro e la salvaguardia della biodiversità è uno dei temi a cui tengono sicuramente di più. Ma in questo caso diciamo che di biodiversità ce n'è tanta, perché devi sapere, Michela, che una particolarità della nocciola misto Chiavari, che appunto si chiama misto Chiavari, è che contiene al suo interno almeno 7 diverse cultivar che storicamente venivano piantate dai contadini a seconda di alcune precise condizioni che possono andare dall'altezza, dall'esposizione al sole, dall'umidità. Insomma, ogni cultivar aveva una sua particolare caratteristica e ancora oggi, infatti, nei noccioletti storici questa differenza si vede, è molto chiara. Ecco, quindi salvaguardare i noccioleti, recuperare in gran parte i noccioleti, vuol dire anche salvaguardare questa biodiversità che esiste e che è molto preziosa, ecco. E non ci si può rinunciare. E non ci si può rinunciare, non dobbiamo fare l'errore di rinunciare, ecco. Allora, custodire, questo è bellissimo, custodire, divulgare e tramandare tradizioni, usanze e conoscenze tipiche delle valli del Tiguglio e legate alla coltivazione della nocciola. Questo lo trovo il punto che più mi ha affascinato. Allora, e questo in qualche modo è collegato un pochino sempre al discorso che qualsiasi tipo di coltivazione venga fatta in Liguria, sulle fasce ovviamente viene curata a mano, no? Viene curata a mano, si possono ovviamente utilizzare degli strumenti tecnologici come per esempio può essere un semplice tagliaerba o una motosega elettrica. Però gran parte del lavoro viene ancora oggi fatto a mano. E quindi l'idea è per preservare appunto la biodiversità e per mantenere un prodotto che sia veramente biologico, anche se non è marchiato come biologico, ma l'idea è che lo sia veramente, che oggi noi riteniamo che sia più importante. È normale che per poter fare tutto questo e per poter prenderci cura di questi noccioleti come è sempre stato fatto, l'idea è un pochino quella di andare dagli anziani, cosiddetti vecchi del luogo, che si sono sempre presi cura di queste piante e imparare da loro tutta una serie di metodologie, di strumenti, di pratiche. Io personalmente sono qua come vi dicevo, da neanche 3 anni e per me i loro racconti, i loro modi di raccogliere le nocciole, di prendersi cura del noccioleto, di dare vita a una nuova pianta, di riconoscere le nocciole, di saperle trattare. Insomma, ci sono tantissime cose molto, molto interessanti che rischiamo di perdere perché non c'è un cambio generazionale e rischiamo poi di trovarci di fronte alla gestione di questi noccioletti storici senza sapere come gestirli. Ecco, quindi se noi riusciamo invece a coinvolgere persone della mia età, ma anche più giovani, che in qualche modo riescano a assorbire questo modo tradizionale di gestire la situazione, ecco, è un modo per portare avanti e tenere vivo questo posto. Una bella interazione a livello sociale tra uno scambio generazionale che mi pare in questo momento, diciamolo, di, di pandemia, vogliamo definirlo così, insomma, mi pare un'iniziativa sempre più bella, Grazie. che veramente Guarda, riuscire a coinvolgere anche le persone anziane, che poi sono loro che hanno il segreto di... hanno il segreto, ma hanno molti segreti, ma addirittura da queste parti, ma come penso anche in tanti altri luoghi, l'attenzione e la cura con cui loro piantano alberi piuttosto che piante di coltivazione, cioè non fanno nulla a caso. E ci sono determinate cose che la scienza o le tecniche moderne non sanno spiegare, non tengono in considerazione, ma loro portano questo sapere di generazioni che sanno molto bene che quella pianta la devi mettere in quel posto, che deve essere vicina o lontana dall'altra pianta in questo modo, a seconda della luce del sole. Insomma, è un qualcosa che non possiamo veramente permetterci di perdere. Contribuire attivamente, ma ci siamo già, contribuire attivamente al benessere e alla valorizzazione del territorio dal punto di vista sociale, economico, ambientale e paesaggistico.
Allora, qui entriamo in un tema che parte dalla nocciola, ma che ci porta anche un pochino fuori poi dal discorso della nocciola. Perché? Perché pensare alle nostre valli, che ora io posso parlare di Mezzanego, perché comunque qui abito, e dire pensare per esempio a Mezzanego che nel 2020 è un luogo sicuramente situato nell'entroterra, ma appena a un quarto d'ora da Chiavari, da una delle stazioni principali della Liguria, per esempio, da dove si può raggiungere qualsiasi posto in Italia. È comunque quindi anche a 15 minuti dal mare, è a mezz'ora dai monti della Val d'Aveto, ed è un posto in cui si potrebbe veramente tornare a fare un certo tipo di vita. Allora, il discorso qua è partire dalla nocciola per in qualche modo contribuire alla valorizzazione del territorio da questi tre punti di vista, perché recuperare i noccioleti vuol dire sicuramente proteggere e recuperare dal punto di vista ambientale, anche diciamo preservare da disagi o da problematiche come possono essere per esempio le frane. Ma valorizzare vuol dire anche riportare popolazione che viva qua, quindi popolazione che riesca a vivere qua. Allora, oggi siamo in un momento in cui tante cose stanno cambiando e quindi forse, diciamo così, creare un'alternativa concreta a chi cerca uno stile di vita, pur non abbandonando, diciamo, la società moderna, ma riesca a trovare una via di mezzo, ecco, il prendersi cura dei noccioli potrebbe anche diventare un modo per andare a completare, anche dal punto di vista economico, diciamo il reddito annuale. Io faccio un esempio sempre molto concreto che è questo. Supponiamo un libero professionista che magari di questi tempi ha visto ridurre di 2, 3, 4 mila euro il suo fatturato, no? Ed la sua vita era misurata in quella situazione lì. Noi saremo bravi a diffondere l'utilizzo della nocciola misto Chiavari e ci sarà sempre più bisogno di nocciole. I noccioletti ce n'è a disposizione. Prendersi cura di 2-3 mila metri di noccioletto non ti porta via tutto l'anno, ma in determinate stagioni, se facciamo la somma, ti può portare via un paio di mesi di lavoro all'anno. Ecco, allora può diventare anche un modo per vivere un po' fuori dalla città, mantenere comunque i rapporti e integrare anche dal punto di vista economico diciamo, il proprio fabbisogno. Ecco. Quindi in questo senso la vediamo, senza contare che riuscire a valorizzare la nocciola può veramente creare anche nuove opportunità di business, nuove opportunità di lavoro, riuscire a rendere questi posti di nuovo visitabili anche per turisti e farli diventare un posto veramente molto particolare e creare magari chissà un giorno la via della nocciola come c'è quella del Castagno per esempio. Sono tutti traguardi che ci poniamo perché possono avere un impatto diretto, ma lo anticipo brevemente anche se poi l'ultimo obiettivo va sul turismo. Cioè, se c'è più persone che frequentano questi posti dal punto di vista turistico, è più facile che nascano degli affittacamere, dei bed and breakfast, che magari un ristorante abbia bisogno di 2 camerieri in più. Cioè, quindi è tutta una ruota poi, ecco. Certo, certo. Ma sono sicura, guarda, sono assolutamente sicura che torneremo a questo perché ce n'è un gran bisogno e credo che proprio l'essere umano in questo momento sia stato messo a dura prova e abbia voglia anche di ritornare un po' a se stesso, alle origini e al contatto con la natura, che poi alla fine è quello che ci dà più energia e che ci dà più vita. Poi parlando di nocciola, è uno dei miei frutti preferiti. Io sono già qua con l'acquolina in bocca. Adesso scusa, faccio una deviazione un attimo. Il sapore della nocciola misto Chiavari. Allora, è ineguagliabile, nel senso che la nocciola misto Chiavari, no, ma lo dico No, sinceramente, no, ma ci credo. ha delle caratteristiche che risiedono proprio in questa biodiversità, perché da un punto di vista di lavorazione, dal punto di vista della lavorazione, soprattutto la lavorazione industriale, è normale che sia più difficile trattarla di una nocciola tonda gentile, dove le dimensioni sono quelle, cioè quello è il diametro della nocciola e quindi lavorarla dal punto di vista industriale è molto semplice.
La nocciola misto chiavari invece, essendo ricca di biodiversità, ha forme diverse, quindi trattarla non è così semplice. Però allo stesso modo il suo gusto è veramente inconfondibile, è qualitativamente molto più alto. Addirittura, storicamente, succedeva che la nocciola misto chiavari veniva spedita anche in Piemonte, nonostante ci fosse la tonda gentile, perché la tonda gentile veniva tagliata con la nocciola misto chiavari proprio per dare quel pizzico di gusto in più. Io dico che chi la prova e chi ha la pazienza di capire che qualche difficoltà in più nella sua lavorazione in realtà diventa il suo pregio, perché come tutte le cose preziose, ovviamente richiede più impegno, più lavorazione, più dedizione, però poi la resa che offre è qualcosa di incredibile. Io sono fortunato da questo punto di vista perché mi capita di assaggiare tantissime cose che vanno dai piatti nei ristoranti alle creme di nocciola piuttosto che i dolci, eccetera, e non c'è mai una volta che non rimango estasiato, ecco. Mamma mia, fermati, guarda, ti giuro che ho veramente, vabbè, torniamo ai nostri punti. Favorire l'adozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, anche se già un po' l'abbiamo accennato. L'abbiamo accennato e consumi sostenibili vuol dire proprio essere consapevoli che noi qua non possiamo usare dei grandi macchinari per raccogliere le nocciole e dobbiamo metterci le mani. Metterci le mani vuol dire che difficilmente al giorno d'oggi può essere conveniente per un'azienda agricola prendere 4-5 ettari di noccioleti qua dalle nostre parti e farne un business, perché lo dico anche da persona che prima di concentrarmi esclusivamente solo sulle professioni che vi ho detto, per tanti anni ho fatto il consulente in termini di pianificazione, strategia e so benissimo che è assolutamente antieconomico oggi fare questo. In che modo noi possiamo valorizzare? Solo ed esclusivamente attraverso i privati, perché un privato che si prende cura del noccioleto e lo fa con mezzi assolutamente, come vi dicevo prima, magari un tagliaerba, una motosega elettrica, ma per il resto ci mette manodopera, sudore, energia e lavoro. Ecco, è l'unico che c'è e questo senso preserva. Ma permettimi di aggiungere ancora una cosa sul modello che dicevamo prima di Certo. favorire la società, perché hai detto una cosa secondo me che è molto importante. Al giorno d'oggi tutti ci stiamo interrogando, probabilmente molti di noi si stanno interrogando su quale può essere il modello ideale di vita, no? Forse qualche dubbio cominciamo ad avercelo, ecco. E proprio l'utilizzo di una comunità, secondo me, va in direzione giusta e allora ci tengo a spiegare un po' il significato di comunità per quello che noi percepiamo qui per l'iniziativa che stiamo facendo. Cioè, l'idea qua è proprio di mettere insieme l'essere umano al centro come fulcro di tre elementi fondamentali che sono sicuramente la tecnologia, l'ambiente e la natura e le relazioni umane e l'essere umano come fulcro, ma non come padrone, ma come coordinatore di questi elementi, dal quale poi lui stesso può ottenere beneficio prendendosene cura. Quindi tecnologia a servizio dell'uomo e dell'ambiente, prendiamoci cura dell'ambiente, l'ambiente si prende cura di noi e facciamolo in modo relazionato. Uno dei problemi che si sa in Liguria più che in altri posti è un po' questo campanilismo dove il vicino comunque è un qualcuno da salutare, però magari da tenere a distanza. Ecco, in realtà quello che stiamo cercando di fare è di mettere insieme un pochino tutte le teste pensanti e questo, se posso dire, forse è l'impresa più grande che io stesso mi riconosco, ecco, di essere riuscito a iniziare a farlo. Ecco. Ma anche perché proprio hai parlato di tecnologia, in questo momento forse a dispetto di tutto quello che sta succedendo, dico forse, probabilmente, perché anche io come te sono alla prova, no? In questo periodo storico così difficile, ma credo fermamente che mai come oggi, proprio come oggi, possa essere facile raggiungere un obiettivo, perché diciamo che la natura non è ancora stata totalmente devastata, la tecnologia è a un ottimo livello e ormai
quasi per tutti a disposizione, quindi unendo le cose, volevo dire, si può riuscire veramente a contribuire a migliorare, se non altro il nostro magari piccolo circondario, come state facendo voi. E questo probabilmente poi vi porterà a crescere, perché siete comunque un esempio, sarete comunque un esempio. Ma è l'idea di fondo per quello che dicevo che poi si va a trascendere, no? Si va oltre il discorso della nocciola, perché l'idea è proprio questa, cioè partire da qua per trasmettere questo senso, creare un'alternativa reale per quelle persone che oggi si guardano intorno e non trovano l'alternativa, anche se magari vorrebbero perseguirla. Ecco, riuscire a organizzarsi ed essere organizzati per dire, ecco, noi ci siamo, questa esiste un'alternativa, se la vuoi percorrere, sappi che qui trovi un ambiente in cui c'è, anche perché, parliamoci chiaro, negli anni un comune piccolo come Mezzanego, che ha 1600 abitanti circa, cioè comunque è dotato di uno degli asili più moderni della regione Liguria, cioè creato assolutamente tutto materiali ecosostenibili, perché è in legno, ovviamente, è una struttura modernissima. C'è il supermercato, ci sono le poste, cioè voglio dire, tutto quello che è fondamentalmente essenziale c'è. Poi è ovvio che, come vi dicevo, sei a 15 minuti da una città, perché Chiavari è una città. Certo. E quindi, nel senso, non ci sono problemi di sorta da questo punto di vista. Ecco, allora ricreare questa opportunità e capire che io credo che la dimensione giusta dell'essere umano sia poi alla fine quella proprio della comunità, che non vuol dire non interagire con altre comunità, anzi è fondamentale, come dicevo, relazioni per me è un elemento fondamentale, però si possono migliorare appunto partendo dall'interazione di comunità più o meno grandi, ecco. L'ultimo punto che lo abbiamo già toccato durante la nostra chiacchierata, però lo ribadiamo per l'ultima volta: promuovere uno stile di vita sano, rispettoso dell'ambiente e a contatto con la natura, contribuendo, questo è bellissimo, al ripopolamento del territorio. Questa è la chiave, fare venire l'acquolina in bocca non solo relativamente ai piatti con la nocciola, ma anche essere partecipi di un modello di vita nuovo. Io sono profondo sostenitore e questa iniziativa sono contento che mi dà anche la possibilità di esprimere questo mio pensiero del fatto che il futuro, e io ho due figli piccoli, una di 4 e una di 10 mesi, e quando penso anche a loro, penso a un futuro in cui veramente sia ripristinato questo livello di connessione con l'ambiente naturale. Vabbè, come vi ho detto all'inizio, poi io mi occupo di organizzare esperienze di connessione con la natura, ma perché questo è fondamentale? È fondamentale perché in qualche modo ci permette di recuperare la nostra identità. Connessione con la natura significa anche connessione con se stessi e quindi si possono veramente aprire dei fronti nuovi, anche degli stili di vita nuovi e un modo nuovo di diciamo indirizzare la propria vita e cercare di realizzare la propria felicità. Ecco, quindi questi sono punti importanti. Allora noi lavoriamo con le nocciole, lavoriamo con il recupero delle nocciole, con il recupero dei noccioleti, il recupero delle valli, ma lo facciamo in un'ottica appunto anche di riproporre questo modello di riavvicinamento alla natura, che non vuol dire eremitismo, ecco, non vuol dire dover per forza zappare con la zappa. Cioè, è da qui che la tecnologia entra in gioco prepotentemente, cioè, qua non si parla di tornare indietro, si parla di andare avanti nella consapevolezza di tutto quello che oggi possiamo sapere. Allora, ripopolare questi territori, secondo me, è il prossimo passo per l'era in cui viviamo. Una bellissima iniziativa, una bellissima intervista, una bellissima lezione di vita. Grazie. Allora, hai già fatto dei ringraziamenti all'inizio, non so se ti sei dimenticato qualcuno, se vuoi rifarli, non so. Ma allora, sicuramente, Tutti volontari. no, sicuramente voglio ringraziare tutti i 25 attuali membri della comunità,
e ci tengo a farlo veramente tantissimo. Ora non dirò il nome uno per uno per semplicemente questioni di tempo, ma ci tengo a farlo perché so benissimo che ognuno di loro ha una sua idea, una sua personalità e una sua opinione su come vadano portate avanti le cose. Molti di loro sono anche imprenditori di successo o comunque liberi professionisti che hanno fatto grandi cose nella loro vita. Alcuni altri sono persone che hanno dedicato semplicemente tutta la loro vita a vivere qua nelle valli e diciamo a dedicarsi alla cura di questi luoghi, e quindi c'è veramente una grande differenza di cose. Ecco, la cosa per cui li voglio ringraziare è di aver accettato di accogliere questa sfida, perché di questo si tratta, e di farlo veramente in maniera partecipata e attiva, con entusiasmo, con energia, mettendosi a disposizione, mettendosi in gioco, aprendosi a possibilità che magari fino a qualche tempo fa non avrebbero preso in considerazione, e superando anche dei piccoli pregiudizi che spesso da queste parti del nostro entroterra esistono. Ecco, quindi voglio veramente ringraziarli tutti, e da parte mia posso dire che cercherò di ripagare questa fiducia che stanno riponendo in questo progetto, cercando di portarlo veramente lontano. Molto, molto bello. Poi mettiamo i link nella descrizione, ma hai già detto che è stata aperta la pagina Facebook, quindi per chi volesse saperne di più può andare nella pagina, poi ci dirai come si chiama e anche per favore se ci dici dove contattarvi. Abbiamo istituito questo nuovo indirizzo email proprio dedicato alla comunità, che è nocciolamistochiavari.tiguglio@gmail.com. C'è la nostra pagina Facebook, ovviamente rispondiamo anche ai messaggi che ci vengono inviati attraverso la nostra pagina Facebook. La pagina di Facebook si chiama? La pagina Facebook si chiama Comunità Slow Food Nocciola Misto Chiavari Valli del Tiguglio. Ok. Poi dicevi che c'era un punto anche di... E poi c'è questo punto di ascolto ogni primo sabato del mese dalle ore 10 alle ore 12, dove c'è uno dei membri della comunità che è a disposizione di chi ha voglia di incontrarci personalmente e chiedere eventuali informazioni. Sempre per dare un po' di soddisfazione all'acquolina che ho provato durante tutta l'intervista, com'è stato il raccolto quest'anno? Allora, il raccolto quest'anno è stato molto buono, per esempio, rispetto all'anno scorso, nel senso che le nocciole erano belle. Ma guarda, questa tua voglia di acquolina, se vuoi, la potrai soddisfare tranquillamente domenica 13 dicembre, perché quest'anno, come comunità, insieme al Consorzio di Ospitalità Diffusa, una montagna di accoglienza nel parco, abbiamo preso in gestione l'organizzazione del Nocciola Day. Il parco dell'Aveto ci ha trasmesso questo onore e onere, e diciamo che in quella giornata a pranzo ci saranno tantissimi ristoranti agriturismi che hanno aderito, così come gelaterie, panifici e pasticcerie, al quale noi devolveremo gratuitamente un certo quantitativo di nocciole misto chiavari, e loro in quella giornata, a quel pranzo, proporranno un menù, un piatto piuttosto che un dolce fatto con le nostre nocciole. Quindi a breve uscirà una locandina dove noi indicheremo tutte le attività che hanno aderito e che cosa offriranno quel giorno. Quindi tu potrai guardare praticamente questo grande menù e scegliere cosa andarti a mangiare. Ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio veramente tanto, è stata una bellissima intervista e spero ci vedremo sicuramente il 13 e poi ci risentiremo più avanti per vedere come sta andando, ma sono sicurissima che questa iniziativa avrà un grande successo. Speriamo, faremo il massimo perché sia così. Grazie mille Gianluigi, buon proseguimento. Grazie a te Michela, a presto.